Prima di tutto, buongiorno a tutti, mi presento, io sono Mary e oggi voglio condividere con voi questa esperienza sperando che possa aiutare molte persone. Mi è appena successo poco fa, però non è stata la prima volta, quindi mi sento di condividerla con voi in modo che magari più esperienze possibili e soprattutto più condivisioni possibili possano aiutare questa cazzo di società. Premetto che sono molto incazzata perché per me non è normale che una ragazza, io in questo caso di 22 anni, debba sentirsi dire certe cose. Allora, io sto cercando lavoro e ieri ho mandato vari curriculum, tutti quanti per segretaria, perché è quello che, tra virgolette, vorrei provare a fare. Questa è l'offerta per cui mi sono candidata, nascondo l'azienda e nascondo varie cose perché non so questa persona cosa può fare, dato che ha anche il mio curriculum con il mio numero e la mia via, e sta scritto compenso 20.000, comunque circa segretaria, eccetera, eccetera. Stamattina mi arriva questo messaggio, ecco qui. E io lo mando anche al mio fidanzato, ecco perché ho tutti gli screen, perché ovviamente mi sta dando una mano a cercare lavoro e quindi ho mandato tutto a lui. Questa è stata la mia risposta. Ok, non so, casomai bloccate. Ovviamente non sapendo questa persona quale intenzione avesse. Lui mi dice questo e io già qui capisco che c'è un campanellino d'allarme e mi stavo già preoccupando. Infatti ora vi faccio vedere la chat con il mio ragazzo. Ed ecco la chat con lui, che lui mi dice anche questo, perché io qui gli dico le mie preoccupazioni. Mentre io stavo aspettando appunto la sua risposta, mi arriva questa chiamata da questa persona, che non posso neanche dire il nome perché non so se si può dire. Durante questa chiamata lui si presenta e dice che cerca una ragazza che deve accompagnarlo alle fiere, che deve essere una ragazza bella come me perché la mia foto ha colpito particolarmente, e inizia a parlare più di me che del lavoro. Al che io avevo già capito che lui non cercava una segretaria, ma cercava un'accompagnatrice. Lo dico così perché non so su TikTok quali termini posso usare. E lui continuava durante i 9 minuti di chiamata a dirmi ciò che io avrei dovuto fare, come mi vestivo, le mie esperienze lavorative nell'ambito della moda, che per chi cerca segretaria la moda non ha niente a che fare, e lui mi chiedeva solo quello. Io gli dico che non sono interessata e lui mi dice che c'è comunque una grande retribuzione, che comunque lui potrebbe darmi tanti soldi, ogni trasferta fatta con lui mi avrebbe pagato 8.000-9.000 euro, comunque cercava quello. Io ho avuto la fortuna di aver fatto il colloquio, tra virgolette, a telefono, ma se fosse stato da vicino cosa mi sarebbe successo? Fin quando arriva questo messaggio sempre dalla stessa persona. Ora giudicate voi, io naturalmente ho risposto così e niente, continuo nel prossimo video.